Un anno terribile quello che ci lasciamo alle spalle, ma al prossimo possiamo guardare con fiducia, secondo il Il professor sistema è come una Crisanti, specie di il anello, più lo microbiologo rimuoviamo e più dell'Università di funziona. Padova, da sempre in prima linea nella lotta al virus, che assicura il 2021 sarà diverso. Sarà diverso anche perché in quest'anno terribile è anche accaduto una cosa straordinaria che non era mai stata fatta prima, cioè è stato sviluppato un vaccino in 8 mesi. Ecco, io questo penso che sia un risultato epocale che deve veramente generare grande fiducia nella scienza e nella capacità della scienza di dare risposte. Fiducia che potremo mantenere anche a fronte di eventuali mutazioni del virus. Il fatto che sia stato sviluppato un vaccino in così poco tempo ci fa sperare che se anche dovesse insorgere una mutazione, la risposta potrebbe essere pronta ed efficace. È stato invece un errore, ribadisce, mantenere il Veneto in zona gialla. La capacità di tenuta di una singola regione di fronte al virus deve essere valutata sulla base dei parametri in cui risulta più debole, degli indici di trasmissione, non del numero dei posti letto. Di fatto si crea questo effetto paradosso dove più posti in anestesia permettono al virus di trasmettersi, più persone si ammalano e più persone di fatti muoiono. L'altro errore scontato dal Veneto per Crisanti è stato il ricorso massiccio ai test rapidi. Specialmente quelli di prima generazione che hanno una sensibilità, una sensibilità bassa. Quindi praticamente noi abbiamo tantissime SRA infette e nel caso specifico molti presidi ospedalieri infetti. Nel caso del nostro presidio ospedaliero per la prima volta noi abbiamo sperimentato un grande numero di infezioni e di trasmissioni all'interno dei reparti, non è mai successo prima.